Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli, e questa volta è carica di emozioni, strategie e un pizzico di audacia direttamente da Aurelio De Laurentiis in persona. Come sempre, qui su questo canale, potrete avere le informazioni più affidabili da dietro le quinte del Napoli. E il nome del momento è un vero e proprio tormento per le difese della Serie A, Ademola Lookman. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché quello che si sta delineando potrebbe trasformare il nostro attacco per la prossima stagione. Secondo il giornalista Carlo Alvino, in un'intervista a Radio Gol, il Napoli ha messo Lookman nel mirino. E non solo, De Laurentiis si è mosso in prima persona e ha intavolato una trattativa, mostrando particolare interesse per l'attaccante nigeriano che è stato uno dei protagonisti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lookman ha attirato da tempo l'attenzione del calcio europeo. Ma ora sono i blues a muoversi chiaramente per portarlo all'ombra del Vesuvio, dove Antonio Conte ha già fatto capire di volere un attacco con profondità, esplosività e improvvisazione. Lookman, 26 anni, si adatta perfettamente al profilo d'attacco che Conte sta cercando, veloce, incisivo, con un dribbling corto e il fiuto del gol. Non è solo un'ala, è un centravanti naturale, capace di cambiare il ritmo di una partita con una sola mossa. E vista la possibile partenza di nomi come Kvaratskhelia o la rotazione prevista per la prossima stagione, l'arrivo del nigeriano darebbe al Napoli un'arma di alto livello per tutti i fronti, Serie A, Coppa Italia e Champions League. La notizia che De Laurentiis sia personalmente innamorato del giocatore dimostra quanto questa trattativa sia presa sul serio, e rivela anche un consiglio di amministrazione attento, emotivamente coinvolto e determinato a mettere insieme non solo una squadra competitiva, ma una squadra vincente con identità, ritmo e ambizione. Lookman, dal canto suo, guarda con favore a un trasferimento al Napoli, che apre lo spazio per un accordo diretto con l'Atalanta a fine stagione. E con il presidente al timone, i tifosi possono aspettarsi qualsiasi sorpresa in qualsiasi momento. E voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate del possibile arrivo di Lookman? Pensate che sarebbe il sostituto ideale per mantenere l'attacco micidiale che siamo abituati a vedere? Commentate qui sotto con la vostra opinione, condividete questo video con altri tifosi del club e, ovviamente, lasciate un super ringraziamento per rafforzare il canale e continuare a seguire tutte le emozioni del nostro glorioso Napoli.